Siamo in compagnia di Jacopo Reniero, grande protagonista della vittoria del Trissino per 4-3 contro la BDL Minimotor Correggio. Una partita che avete voluto vincere fin dal primo minuto, sempre in avanti. Correggio ha sempre inseguito, vi aveva raggiunto, però avete avuto il carattere proprio anche nel secondo tempo. Una volta raggiunto il 2-2 invece avete avuto il carattere di rimettere il naso avanti. Sì, intanto buonasera a tutti. La prestazione di stasera viene dal lavoro collettivo di tutti durante gli allenamenti, che spingiamo sempre al massimo tutti. Oggi non c'era Carlo, ma c'era Dennis, comunque tutti e due gli allenatori si conoscono, fanno le stesse robe. Partita, come hai detto te, giusta. Infatti quando abbiamo calato un attimo, hanno fatto il 2-1 e poi il 2-2. Poi noi siamo stati bravi con la testa, non come all'andata che magari avevamo perso un attimo e poi loro hanno fatto un gol, due, e lì l'abbiamo perso. Sono stati bravi di testa a vincere, volevamo vincerla. Possiamo dire che c'è anche il Trissino nella candidata, nel novero delle squadre che vogliono raggiungere questa semifinale di Coppa Italia di Serie A2. Sì, noi diamo il massimo tutte le partite, adesso cerchiamo di vincere tutte, questa era fondamentale. Abbiamo fatto uno step, adesso bisogna fare per tutte le altre 3 partite che ci mancano. In bocca al lupo a Jacopo Reniero e al Trissino per il proseguimento del percorso in Coppa Italia di Serie A2. Grazie mille.